Felice Cavallaro, oggi ultimo appuntamento del Master La Scrittura, che ha visto la partecipazione sia di tanti alunni che di tanti qualificati personaggi. Oggi qui ce ne sono stati 2, ma insomma un bilancio positivo. E in quale prospettiva futura? Una platea straordinaria di allievi, ma anche una squadra di docenti di altissimo livello, da Stefania Auci e Pietro Grasso, che hanno aperto i lavori, fino a oggi con Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire, e con l'onorevole Giuliano Pisapia, che è stato il sindaco di Milano e che è autore di un libro che si intitola La politica raccontata ai ragazzi, che presentiamo in anteprima nazionale qui. Un master che avvicina una platea sempre più ampia alla scrittura, ma soprattutto alla lettura, perché la lettura è il primo strumento per poter saper scrivere bene. Giuliano Pisapia qui ad Agrigento a presentare il suo libro, ma a partecipare anche al Master di Scrittura della Strada degli Scrittori, le parole della politica, un'iniziativa sicuramente interessante che avvicina i giovani anche alla politica. Sì, un'iniziativa importante, così come può essere importante il libro. Il libro si rivolge soprattutto ai ragazzini di 11-14 anni, però tutti lo possono leggere. Invece questo master io credo che sia veramente un passo in avanti, perché parla della politica in tutte le sue accezioni, in tutte le sue negatività, nelle prospettive positive, nella capacità di dialogare e anche però nell'incapacità talvolta di ascoltare. Credo che in questa fase storica sia importante che ci sia un confronto su temi fondamentali, come quella della fiducia nella politica, come quella della capacità di dare risposte e soprattutto della concretezza dell'agire. Quindi sono molto lieto di essere ad Agrigento a discuterne e a confrontarsi. Parliamo ora del suo libro, che messaggio lancia a chi lo legge? Il messaggio è che la politica non può essere una professione, la politica è impegno e si può fare politica anche senza essere all'interno dell'istituzione. Se poi uno è competente, se uno ottiene la fiducia dei propri concittadini, allora a questo punto può entrare anche nell'istituzione. Ma per me è fondamentale che ci sia una rotazione degli incarichi. Star troppo a fare esclusivamente politica senza altre prospettive credo che non sia un elemento positivo e neppure un insegnamento positivo. Oggi qui ad Agrigento si conclude il master dedicato alla politica, alla scrittura. Il direttore di Avvenire ha voluto essere presente a questa importante iniziativa, disquisendo anche su tematiche di grande attualità. Sì, sono molto grato agli organizzatori di avermi invitato come cronista e testimone di questo tempo e a contribuire a un ragionamento, perché abbiamo bisogno di parole per la politica che ci aiutino a capire di nuovo l'importanza. Ecco, questo credo che sia il punto. Ecco, oggi una politica, diciamo, che è ben vista e mal vista, insomma c'è questo malpancismo, queste forti critiche anche espresse sui social, insomma. Gli errori che sono stati fatti da coloro che hanno il potere di fare le leggi e di governare le nostre comunità li conosciamo. A volte dimentichiamo anche tutte le cose importanti che sono state realizzate nei decenni che abbiamo alle nostre spalle. La responsabilità di una politica seria è di mantenere il buono che è stato fatto e di correggere le storture. Avremo bisogno di un discorso e un ragionamento politico che ci porti soprattutto a questo, al di fuori degli slogan d'occasione.